Sono 31.524 i tamponi complessivi effettuati da inizio marzo dall'ULSS 4 Veneto Orientale e a questi vanno ad aggiungersi anche 9.555 test rapidi per la ricerca dei casi di contagio da Covid-19. Una media di 400 tamponi al giorno effettuati da 17 operatori, a cui se ne aggiungeranno altri 7 in corso di reclutamento. Un numero destinato a crescere grazie al nuovo macchinario in arrivo che porterà i tamponi processati a 800 unità al giorno. La Regione, proprio per supportarci anche nella parte diagnostica, ci permette l'acquisto di una nuova macchina che arriverà credo nel corso del prossimo mese, che dovrebbe aumentare notevolmente la capacità di questa azienda di lettura dei tamponi e quindi anche speriamo di avere dei tempi di lettura molto più rapidi. L'effettuazione dei tamponi è stata svolta seguendo le linee guida regionali che hanno posto ai vertici degli screening il personale medico e a seguire gli utenti dipendenti delle case di riposo e le altre categorie maggiormente esposte al rischio di contagio. L'ospedale di Jesolo, che era l'ospedale Covid, era tutto il personale che lavorava a Jesolo che veniva sottoposto al tampone nasofaringeo ogni 10 giorni. Per i reparti normali, perché avevano un rischio diciamo diverso, invece si fanno ogni 20 giorni e ci sono poi alcuni altri settori che vengono fatti ogni 30 giorni, secondo il piano di sanità pubblica che è stato fatto dalla Regione Veneto. E a più di 3 mesi dall'inizio dell'emergenza, sebbene i casi di positività siano drasticamente diminuiti, ancora non si può dire di essere definitivamente al sicuro. Lo dimostrano i 10 nuovi casi di positività distribuiti nel territorio di competenza dell'ULSS 4, riscontrati negli ultimi 15 giorni. 5 casi a San Donà di Piave e 1 rispettivamente a Meolo, Caorle, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Portogruaro. I nuovi ultimi casi, che sono molto pochi a dire il vero, ci inducono sempre a ritenere di dover tenere alta la guardia e mantenere quelle regole che ormai da mesi ci sono state insegnate e che dovremo applicare. In primo luogo è il nostro senso di responsabilità che ci permetterà veramente di evitare la recrudescenza, perché le norme, per carità, hanno anche delle punizioni, ma non è la punizione, è veramente la nostra coscienza civica e il rispetto che noi dobbiamo avere per gli altri e per noi stessi, che solo in questo modo ci permetterà veramente di evitare il riprendere forza di questo virus.